Bene raga, c'è tutto il comandone veneziano. Dopo la brutta sconfitta con la Juve andiamo a Genova per cercare di portare a casa i 3 punticini al Ferraris. Speriamo, bene, questa è la speranza comundiana, di portare a casa i 3 punti al Ferraris. Una classifica molto corta, siamo tutti là nonostante un inizio non esaltante, però oggi bisogna vincere a Genova, non che se ne santi e ne madonne. Eccoci qua al Ferraris. Dai raga, al Ferrari se servono i 3 punti per il Milan targato Paolo Maldini. Attenzione subito, mamma mia. Attenzione subito. Il tifo del sapevo che c'era rivalità tra Milan e Genoa, con quello stadio fatto da Dio. Ancora per le vicende. Tanti anni fa. Ricci che gioca al posto di Fofana non informissima dei Kuiper. Gyökeres. Carletto che ha trovato il gol in Coppa Italia in Team Caz. I fiori. Così i genoani vogliono i 3 punti contro il Milan. Ma il Milan ha bisogno di punti. Ha un disperato bisogno di punti. Vai Rafa. Leao. Vede Gyökeres. Attenzione Ricci. E De Ketelaere. Grandissimo Carletto. Si è svegliato Charles. Charles De Ketelaere, come dicono quelli bravi. Bravo anche Ricci comunque. Buono 1-0. Ma la partita è lunga. Sandrissimo. Ancora Charles. Fallo su Charles. Sandrissimo. Per Ricci. Prova la botta Ricci. Fuori di molto. Fuori Carletto. Carletto la butta fuori. Sandro. Gyökeres non perderla, brutta persa, brutta, porca miseria. Osso subito. Mamma mia. Deviazione che ci ha graziato. Occhio Fioi. Eccola là, subito a pareggio. Dormita della difesa e il Genoa punisce subito. Miretti, Fabio Miretti, l'uomo del profilo perfetto. Pareggio del Genoa, incredibile, dormita raga. Dormita che non ci voleva proprio, Sandrissimo. Gyökeres. Bravo Tijani, che Tijani si è visto poco. Fallo su Charles. Molti cambi in questa ripresa. Ho messo De Ketelaere come seconda punta, falso 9, diciamo tra virgolette. Pulisic a sinistra, Echeverri trequartista e Paixão a sinistra. Fuori Gyökeres malissimo. Ricci che non ha giocato malissimo, però mi serviva a fare sto cambio. E Leao che è proprio Leao, insolente. Scalvini che non è come Gabriel che la tira nella nostra porta. Carletto, niente. Dai Fiori. Occhio. Bravo Charles, bravissimo. Vai Pulisic. Paixão. Vai Tijani. Di Kuiper. Tijani che gioca meglio, devo spostarlo. Tijani gioca meglio di quella parte, non capisco perché. Sandro. Calafiori. Nessuno, vai Charles.
Fallo, bravo Charles. Uno dei migliori Carletto, eh. Vai Sandro, un cross è decente, me lo sai fare? Bravo, eccolo qua. Grande Sandro e grande Pulisic di testa, ragazzi. Pulisic di testa fa un po' ridere, ma intanto 2-1. Ting! Bravo. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. Vediamo se riusciamo a fare. Ha avuto proprio l'effetto. Questa è una bella screen, dai, ci sta. Bravi ragazzi. 2-1 Sandro finalmente ha fatto un cross degno del suo nome, cazzo. Roba nostra, vai Giorgio. Tijani. Igor. Ah, peccato. Sandro voleva spazzarla, ma niente. Fischia, torniamo a casa. Ref, andiamo a casa. Ottimo 2-1, dai, è andata bene. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. De Ketteler è uno dei migliori in assoluto. Io generose. Infatti De Ketteler, man of the match. Vediamo i risultati. Grande Venezia. L'Inter torna alla vittoria. Ma raga, le romane in questo momento dominano la scena. Raga, è una squadra molto fuori forma, titolare il Bebote, Pexao per Leao e Gimenez per un Walker veramente disastrato. Vai, Milan-Napoli, partita dura anche se il Napoli in una crisi incredibile. L'Inter è in ripresa, ma ragazzi il Napoli, crisi nera per gli uomini di Antonio Conte. Campione d'Italia in carica. Vai. Vai. Ma che cara. Possiamo giocare meglio gli scontri diretti, con la Juve hanno giocato malissimo, anche se incredibilmente la Juve adesso è dietro di noi. Nasceremo mai. Andiamo a Fofana, e se no, se mi delude anche questa Fofana perde la titolarità. Ma cosa faccio? Aia. Mamma mia. Bravo Magic, forse andava fuori però. Napoli parte forte al Naples. Ancora niente di testa, soffriamo troppo però. Fofana. Gimenez. Vai Carletto. Bravo Ghi. Gimenez, bravo Gimenez. Che gioca meglio di Walker. Bebote! Non ci credo niente il Bebote, ragazzi, non indovina una per il momento. Sandro. Charles! Non ti lasci. Vai Tijani spostato. Occhio. Magic c'è. Bravo Magic. Tijani. Vediamo Igor che vuole prendere la titolarità. A Rafa. Attenzione. Bebote. Ah, peccato. Bravo Cala, uno sempre i migliori comunque in difesa. Fofana. Charles. Bravo Charles.
Gimenez prova a metterla in mezzo. Di tuffo! Non ci credo il Fofi. Ancora Gimenez. Gol. Non ci credo. Ancora il Bebote che sbaglia. Stiamo giocando, però ci siamo, ci siamo. Devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a dover bloccare. Tomori, che posto. Entra Teo, Pulisic e Ricci per Fofana, Pexau e Di Kuiper. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate. Dai, ecco te. No, non ci credo. Subito al primo minuto cappella di Teo. No, rosso però, Cartellino rosso, episodio che può davvero cambiare la partita. Evidentemente mettono la giusta cartellina, ma dovrà controllare la sua reazione in Signori, Teo è finito. è facile lasciarsi trasportare. Ora dovranno giocare Sentite San Siro è una bolgia. Scusate. Benissimo. Molto bene, dopo un minuto del secondo tempo, appena entrato. Espulsione record. Che delusione. Delusione atroce per i rossoneri. Che hanno perso, proprio Teo è andato. vede lo scatto e cerca la profondità. E mosso cazzi. In 10 contro 11 contro il Napoli, Lukaku. Sceglie il pallone. Neres. Palla intercettata. Magic. Lancio lungo del portiere. Il Bebote che non ne prende mezza, tutti i coglioni il Bebote, Il Bebote ha rotto i maroni, dai, fiori, dai, madonna. Dio. Niente da fare. La caccia allo sparo. Proprio una doccia gelata l'espulsione di Teo. È entrato al 45esimo, inizio primo tempo, secondo tempo. Espulso dopo un minuto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ottimo intervento. Veramente siamo il capolinea con Teo. Sandro. Il proprio allenatore dalle critiche piovutigli addosso. Niente, un Milan che proprio non riesce a fare nulla. Parte di questo mondo, gli allenatori Proprio scioccante. L'espulsione perché il Napoli ha fatto il baricentro adesso, ovviamente. trovano anche d'accordo perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Spero mi tocca Mardi in attacco. E passa. Di Lorenzo. Calafiori la butta su. Fermato. Credo però di mettere d'accordo tutti se lo definiscono Vai Chris. il prototipo del terzino moderno. Vai Bebote, il Bebote d'oro. Teo ha rovinato tutto per un buco in difesa per recuperare anche espulso. Affanculo. Tonali. Tigiani. E conquistano il Bravo Tomori. primo del gioco. Calafiori. Tonali. Siamo ancora in attesa del primo gol. Primo momento Vai. di 0-0. Gyökeres. Gyökeres per Charles. Attenzione. Tonali. Niente. Allontana il pallone. Che buco. Vai Gimenez, ti prego. Neres. Grande Magic. Una parata pazzesca del portiere. Ha tutto il diritto di compiacersi. Quello era Giacomo Bulgarelli, grande Giacomo. Va con il passaggio corto. Anghissà. Buco, gol. Gol del Napoli, incredibile. Dentro. Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Politanos, cioè Politanos ci ha segnato fischi e Maldini si incazza, ma Ottima conclusione. Maldini ha perso la battaglia a Teo, paura. Combinazione, gran colpo di testa. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Qua un'altra in casa che perdiamo con una big. Partita. È stato un cambio veramente azzeccato. E il ritorno è venuto in trasferta anche. Ah, male. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Senza l'espulsione era vittoria, secondo me. Pallone interessante. Sul Milan è veramente Passaggio in avanti nello spazio. ai minimi termini. Da come stanno giocando i suoi Stiamo risvegliando il Napoli, ragazzi. chiuderla per evitare Tigiani. inutili negli ultimi minuti. Pulisic. Niente. Sulla destra. Dunque, rimessa laterale. Il Napoli. Entra l'Aspa. Aveva dato Tutti in avanti, abbiamo niente da perdere. bene a concedergli un po' di riposo. No, è
me le fischia tutte, però, dai. È vergognoso, vergognoso. Aia, da solo. Magic? Mamma mia. Magic ci salva dal tracollo. Sandro. E che il Bebote si è mangiato 56 gol, dai, cioè, vergognoso. Olivera. Napoli tutto indietro, ancora più vergognoso. Il Milan. E nei guai fino al collo. Ormai questa è la loro ultima possibilità di combinare qualcosa. Gilmour. Lukaku. Cerca l'uomo là davanti. Bravo Gimenez, dai. Recupera un pallone Cosa? prezioso. Mamma mia, che schifo, raga. Arbitraggio vergognoso, però, Difesa molto distante. Bello, cosa fa Magic? Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Pulisic. Prova a lanciarla su. Cavalcare avversari con Per Gyökeres. Niente, neanche fortunati sul rimpallo. Lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Niente, Napoli tutto indietro, fa i passaggetti. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Pullinato il coro, Pippo Inzaghi segna per noi, penso sia ironico. Mamma mia, quanti errori. Guarda Puli. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Malissimo, malissimo, malissimo. Scendo di andare per vie verticali. E Tutti in avanti, Romelu, Romelu, Romelu. ora un duomo con due portieri. E messa con le mani. Ringraziamo Teo per questa sconfitta, come la realtà. Possono rallentare, gestire la partita ed evitare di perdere la concentrazione. Decide di cambiare il gioco. Charles. Attenzione Charles, cosa fa per Gyökeres? Ti prego Gyok. Ti prego Gyok. Gyok! E silenzio! Mamma mia. Ma De Ketelaere cosa si è inventato? Guarda Charles cosa ha fatto. Napoli dorme, Gyökeres non sbaglia, lui non sbaglia. Punto pesante, come un film di Fassbinder. E grazie a che neanche ci ha salvato il culo. Punto pesante, ciao Napoli. Vediamo i risultati. Venezia perde, mi dispiace. L'Inter pareggia con la Lazio, quindi tutto invariato, poi tanti pareggi, attenzione però la Roma è in fuga, signori. Beh raga, dopo 3 pareggi in Champions vorrei vincere, grazie. Dopo 3-1-1 se non erro. Dai fiori. Questa è importantissima. Dai ragazzi. Un saluto a tutti gli amici del grande calcio. E ancora troppo. Alla Red Bull Arena. Anche se lasciano sempre il tempo che trovano. Abbiamo già alcune indicazioni su chi passerà il turno e riuscirà a ottenere l'invito al grande. Oggi non c'è più appello, dobbiamo a svegliarsi. La cosa Giovini Scalvini. al suo giro di boa. Che il rilancio del Milan, la rinascita della nobile decaduta passa anche per queste notti di Champions. Può essersi già sfidato Gyökeres. parte del calendario del gruppo. E anche se ogni partita fa strada a sé, gli allenatori avranno comunque basato la preparazione di questa sfida sugli elementi tratti dal primo incontro. Ancora 3 partite da disputare dunque, in cui bisogna capitalizzare quanto Sì, che adesso siamo già a fine partita ormai, che cazzo. per dare una sferzata decisiva al proprio Attenzione. se si vuole mantenere viva la fiamma dei sogni di gloria. Bravo Magic, dai. Cor- Giorgione. Ricci. Parti qui fa una cosa seria e il clima prepartita Dai Rafa, voglio rimettere Rafa. È un po' che non mettiamo anche Jeremy. di questo pubblico. Però troppe ali secondo me. È iniziata, siamo già Devo fare una scelta. Perché se giocherei col doppio attaccante, rombo, storico. Ma ti sto pensando. la passa dietro. Quest'anno volevo lasciare un po' le cose come sono, ma fare la rivoluzione vera e propria la stagione prossima. Vediamo come va questo. Ricci, Attenzione le aule. Ah.
Tonali, Reinders non gioca perché è messo malissimo, proprio disastrato. Per la verità, nessuna vera occasione. Gyökeres cosa fa? Queste sono le cagate del Gyoko. Posto giusto, al momento giusto. Tenta di scavalcare la mediana. Attenzione, ancora buco. Bravo Gimenez. Me lo fischia subito. Niente, cioè, mi fischia tutto. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Occhio. Bravo. Dai, che bisogna vincere. Dobbiamo ancora vincere la partita in Champions. Giocando al di sotto dei propri standard. Capisco tutto, ma... Per accendere Ricci. la partita. Bravo Gyoko. Per Fofi. Vai Fofana. Leao. Non c- che, guarda che culo che hanno anche però. Sandro. Pallone lungo in verticale. Secondo tempo, nessun cambio. Diamo ancora un po' di fiducia. Sicuramente arrabbiato per le tante opportunità fallite. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo che No, ora si dà. Ma, bravo, farà meno recupera. e gol. E che così Gyökeres. Leao. Leao. partiti. Siamo già nella seconda. Niente, Leao quando conta non esiste mai. Dai, dai, smentiscimi, La Rafa. partita ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Ma intanto Certo, se la situazione di parità non si sblocca, non vinciamo rischia di mai. nervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Bravo Ricci. Fallo, dai, non li fischiano. Ah, manco male. Il Milan al calcio di punizione. Tonali ci prova. Una posizione siderale. Scusate. Non è riuscito a tenerla bassa. Strano che abbia provato la conclusione in porta da quella distanza. Ottimo senso della posizione per il Ricci. risultato. Charles. Prova a darla profonda nello spazio. Cioè, siamo abbonati ai pareggi qua, eh. La pareggita in Champions, che bello. Sandro. C'è la palla lunga in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria. Di cui per zio Ken. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Occasione d'oro. Allarga il gioco. Rischiamo anche di perdere. Ah, il gol. Fabio. Buttala via. Mamma mia. Dormono, dormono. Dormiamo tutti, fioi. Allora, vediamo Teo. Se si riscatta almeno in Champions. Gyökeres si è messo veramente male. Mettiamo a fare... Facciamo così. Jeremy. Al posto. Mettiamo Echeverri che è il nostro leader. E mettiamo Tijani. Lo rischiamo. E Igor qua. Di Keter lo tengo là perché ha fatto bene. Occhio. Bravo Sandro, dai. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Rafa. Niente. C'è proprio una voglia di sbagliare che è quasi afrodisiaca. Calafiori. Sandro. E fa il balletto, Sandro. Bravo Ciao. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Non ho parole per questo fallo fischiato a CDK. Vediamo se Teo si fa buttare fuori al primo minuto. Teo recupera. Fallo. Terzic. Sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Mamma mia. Stiamo rischiando, guarda come dei moltoni proprio.
Tijani ovviamente non c'è nessuno. Va a avanzare l'azione con il lancio lungo. Intervento fondamentale Claudio, bravo per Jeremy. per realizzare. Pino per Tijani. Reinders. Vai Renders si invola. La dà molto bene Paixao. Riceve in ottima posizione. Ma cosa fa? Bravo Cala. Intervenuto quando c'era Sandro. Echeverri bene per Gimenez. Milano ha un gioco disperato dei 3 punti. Pino. Pino. mette la palla dentro. Bello, un cross proprio decente, proprio bellissimo. Prova a darla profonda nello spazio. Magic, roba tua. Bravo Magic, dai. Sandro. Tijani. Dai Teo. Charles. A sinistra con il passaggio. Dai Teo. Riscattati dopo Napoli. Teo. Gol. Gol. Oh, grande Teo. Finalmente una cosa decente. E Pino segna. Pino di testa, ragazzi. L'impressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate. No, grandissimo gol. Intimidito dal pressing. Bravi Fioi. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Evidentemente era esausto. Una sostituzione necessaria. Ci stiamo attenti, vi prego. No. Bravo. Segna il primo gol della gara. 1-0. Hanno tenuto duro ed ecco la ricompensa. Ora devono solo Gimenez. Pino. Piermedino. Pino delle partite che sembrano un fenomeno, altre un po' meno. Tanti giovani. Sandro, niente. Magic. Il portiere la spedisce su. Charles. Bravo Charles. Comunque Charles là gioca bene, cioè dà profondità alla squadra, apre spazi, incredibile Charles. Il Milan manca poco alla fine. Devono difendere questo vantaggio. Hanno bisogno di più ritmo però Fabio. Devono farla girare più Vediamo se il lancio velocemente. arriva a destinazione. La difesa è invalicata. Bravi. No, così però. No, regalare il gol così no. Incredibile. L'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. 4 partite 1-1. E poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Maledizione in cielo, incredibile. Domino io. Errore, gol. Che lasci spazio a un giocatore fresco. Hanno trovato la parità proprio nel minuto. Ti prego Echeverri, ti prego Claudio. Pallone in occhio. Non ci credo. Che non ci credo, Claudio sta facendo il terzo miracolo in Champions. Ma andate a cagare, va. No, sono schifato. Dominiamo noi. Sono molto dura. 4 gol fatti verso... Cioè, è pazzesco. 4 pareggi. Se dobbiamo fare veramente un miracolo sportivo, la vedo molto, molto dura. Raga, soprattutto il comandante veneziano. Siamo cazzoni.